Percentuale spettante alla lista B LOI 19,41. Percentuale spettante alla lista C PIN 10,60. Allora, rispetto a queste percentuali adesso calcoliamo quanti invalgono 50. Queste percentuali adesso le calcoliamo quanto danno in membri del direttivo rispetto ai civili. Ripeto le percentuali. Percentuale spettante alla lista A Gaddeo 69,90. Percentuale spettante alla lista B LOI 19,41. Percentuale spettante alla lista C PIN 10,60. Scusate, noi abbiamo in queste ore, in questi 2 giorni, insomma, discusso un po' con tutte le sensibilità politiche presenti nella CGIL di Nuoro. Pensiamo di aver fatto dopo il tour de force di questi 2 giorni, io ritengo che siano stati 2 giorni comunque meravigliosi, perché un dibattito molto ricco, molto franco, leale, che ha evidenziato quello che è il forte attaccamento a questa nostra grande organizzazione del gruppo dirigente, tutta la platea congressuale dei delegati. Ed è questo attaccamento alla nostra organizzazione, ai suoi valori, alla sua storia, alla sua tradizione nel territorio, che ci ha imposto un po' di approfondire meglio le nostre riflessioni per arrivare appunto ad assumere determinazioni che ritengo che siano nell'interesse generale e delle cose che noi ci siamo detti. E come uomini non ci sono sensibilità politica nel sottoscritto, c'è il senso profondo di appartenenza e di attaccamento a questa organizzazione. Le cose che ho detto le ritenevo giuste e le ritengo giuste, perché i problemi, se non si affrontano, non si risolvono. Se si lasciano sotto la cenere covano un po', ma di fatto poi prima o poi esplodono. Allora bisogna affrontarli sempre nei giusti modi, con il giusto equilibrio, avendo come unico interesse e obiettivo il supremo interesse, riuso questo termine che ho usato ieri pomeriggio, il supremo interesse della nostra organizzazione. Ed è per questo io penso che il messaggio che abbiamo voluto lanciare, il messaggio che abbiamo recepito, l'esigenza appunto della massima unità, della massima condivisione operativa e di indirizzo di questa nostra organizzazione impongono al suo gruppo dirigente di
di fare dei passi indietro quando occorre. E quando la nostra organizzazione lo chiede, noi che siamo anima e corpo immersi in questa nostra organizzazione, non uno ma facciamo più passi indietro. Ed è quello che ho fatto io, senza chiedere niente in cambio, senza avere niente in cambio. Quando io dico che ho passato 15 anni della mia vita nella CGIL, ritengo dal punto di vista dirigenziale, perché ho già 36 anni di lavoro sulle spalle, non era per offendere o per sminuire il lavoro di nessuno. Sono stato 9 anni segretario di una importante categoria, mi sono beccato 15 denunce penali per diffamazione a mezzo stampa. Questo per dirvi, non per glorificarvi, per dirvi come ho sempre portato avanti il lavoro all'interno di questa nostra grande organizzazione, mettendo sempre, anteponendo sempre gli interessi, va bene, di ciò che noi siamo chiamati a tutelare e a garantire, non certamente guardando gli interessi personali. Perciò ho deciso di ritirare quella che era la mia inusuale candidatura. E nel fare questo ringrazio tutti voi, chi mi ha sollecitato e mi ha stimolato, e ritengo che di aver fatto bene, come hanno fatto bene tutti i compagni e i loro interventi, a fare in modo che primeggiasse appunto l'interesse generale e l'unità dell'organizzazione, e questo è quello che conta. Perché noi non ci potevamo permettere, non ci possiamo permettere di trasmettere all'esterno, se c'è la stampa la sollecito, di eleggere un segretario se non in termini di grande consenso. Non ce lo potevamo permettere, non ce lo possiamo permettere neanche oggi. Per questo sollecito e invito tutti quanti a fare in modo che il segretario che andiamo a eleggere abbia il massimo consenso, perché il segretario della CGIL è anche il mio segretario. In un libro di Maria Conti, una delle autrici più importanti della letteratura italiana, il titolo mi pare sia L'ora di tutti, era il periodo dell'invasione dei Saraceni nella costa pugliese. A un certo punto il personaggio dice sono i momenti in cui non si può stare in mezzo, si sta da una parte o dall'altra. Giuseppino, e lo ringrazio, ha scelto di stare nella parte della CGIL. Io credo che questo sia un fatto importante e la chiudo in questa maniera. Io, oltre a ringraziare Giuseppino, non lo sto ringraziando come una persona un compagno che stiamo salutando, tutt'altro. Le parole di Giuseppino mi pare che testimoniassero in maniera esaustiva l'importanza del lavoro svolto. E noi come centro regolatore, qui siamo presenti io, Francesco e Vincenzo, avanziamo a questo punto una candidatura per l'elezione di segretario generale della Camera del Lavoro di Nuoro. A questa candidatura che noi avanziamo trasferiamo ovviamente, perché non abbiamo scherzato finora, trasferiamo il testamento politico di questo dibattito congressuale, e cioè il segretario prima di tutti, e noi ci facciamo garanti di questo impegno, valorizzando le risorse che finora hanno diretto la Camera del Lavoro di Nuoro, sarà impegnato nei termini di cui abbiamo parlato a costruire quell'ipotesi. Noi nelle prossime settimane siamo impegnati a partire fin da lunedì prossimo nello svolgimento degli altri congressi delle Camere del Lavoro e delle categorie regionali. Come dicevo prima, mi pare che da qui al 30 e 31 di gennaio abbiamo 4 giorni non impegnati in congressi, quindi
è probabile che il segretario generale che voi eleggerete fra qualche minuto di chiedere se ci sono altre candidature oltre a quella proposta dal centro regolatore. Mi fermo un secondo, mi pare non ce ne siano, per cui possiamo passare direttamente alla fase successiva. Prassi vorrebbe, non lo so se vogliamo seguirla perché si tratta di dare anche la parola, però siccome la candidatura è quella, io rompendo una prassi, se volete, se Gianfranco è d'accordo, non darei la parola adesso a Gianfranco, semmai dopo il voto ovviamente avremo piacere di sentire Gianfranco. Questo lo faccio anche per abbreviare i tempi, mi pare che la discussione c'è stata tutta. Lasciamo lo stesso seggio elettorale, consegniamo le schede e almeno questa operazione possiamo espedirla in pochi minuti. A questo punto chiamiamo i membri del direttivo, il voto è segreto ovviamente. Del Rio Maria Antonietta, Balloi Giovanni, Cillara Palmiro, Secci Tonino, Carta Lucio, Casula Maddalena, Muscau Giovanna Rosa, Chisu Giuseppino, Loghe Mauro, Boi Elio, Fronteddu Giovanni, Ladu Dore, Biancu Mario, Proveri Caterina. Chiusi, non ho più speranze, in me c'è la notte più nera. Nel buio del mondo, per chi di pietra come me. Sì. Astenuto. Bianca. Astenuto. Sì. 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 No. Sì. Sì. No. No. Sì. Sì. Allora, il risultato è il seguente. Gianfranco Mussoni sì, 35 voti, 5 no, 4 astenuti, nulle 1, bianche 2. Eletto con 35 voti Gianfranco Mussoni. Tu sei qui con me e abbraccio la vita con te.